Bella raga, ciao a tutti dal Commendore Veneziano, ultima prova del 99, 16 giri perché ho messo 30% perché forse la prossima stagione vorrò addirittura tentare il 50% con pit stop, visto che ho capito teoricamente come si fanno. E niente raga, sarà una gara incredibile perché è arrivata la seconda pole proprio nell'ultima gara ed Eddie Irvine è quinto. Non è impossibile il mondiale, ma dobbiamo fare una cosa incredibile e sono 16 laps a Suzuka. Okay, you're doing really well so far. Try to keep up this level of performance for the rest of the season. Good luck, and more importantly, have fun out there. Go, go, go. Si parte ragazzi per un sogno, vedere il ritiro di Irvine nel primo giro. Noi abbiamo un grande passo, raga. Il passo c'è. Però sono 16 laps. 16 fottutissimi laps. Fantastic, perfect start to the year, well done. Sì, siamo dei razzi qua. Non so il perché, ma siamo in una straforma stratosferic. Eddie, fuori, niente. Concentrazione massimale per il talentissimo. Ok, in testa alla corsa Heinz Harald Frentzen. Al secondo posto Michael Schumacher. Al terzo posto non lo so. Primo giro completati, ne restano 15. 15 laps remaining. Irvine è quinto. 9 punti di vantaggi per Eddie. Io ne ho 3 di vantaggio su Hakkinen. You are the quickest car on the circuit. You'll be racing cars out of pit exit as they spin. You are the quickest. Hakkinen è fuori dalla lotta mondiale, Eddie show. A parità di punti forse vinco io per più vittorie, forse. Ma stiamo zitti, stiamo buoni. Siamo lontanissimi da solo poter pensare a un sogno del genere. Joe, we need to pick up the pace a bit. Keep pushing. Questa gara voglio commentare poco e concentrarmi tanto. Non posso sbagliare nulla. Sta chicane faccio molta fatica. È l'unica curva che non riesco a fare benissimo. Giro record 1,38 per Michael. Oh Michael. The better it is. The pace is excellent. The pace is good. Let's keep doing this. Irvine ancora non si ritira purtroppo. Se vince il titolo Eddie Irvine, signori. A fine gara sveleremo il contratto comendiano con obiettivi molto duri. Mamma mia ragazzi, scusate, ma tocca sempre
Stare con la tensione, con la tastiera, mi devasto. Schumi però è sempre là pronto a sfruttare qualsiasi errore del tedesco. Irvine addirittura quarto, Irvine quarto, mondiale finito. Mondiale finito, Eddie può solo amministrare. Troppi ritiri mi fanno male adesso. Potevamo sì portare a casa il secondo anno il titolo irridato. Cioè qua veramente a Suzuka siamo fenomenali per il momento. Yellow flag, Irvine no, purtroppo non è troppo lontano per essere il buon Eddie. Molto bene. The pace is good. The pace is good. Attenzione però, Schumi vicinissimo adesso, Beh, ci sta. Vengono fuori i valori reali adesso. Diciamo che sono un po' demoralizzato perché vedere Eddie già quarto è dura. Ancora quarto posto per Eddie Irvine. Tanto Schumi mi ha sverniciato. Zanardi fuori, incidente per Alex. Grande Schumi, ha fatto un sorpasso veramente da fenomeno. Molto bene. Non deve andarsene però Schumi, perché mettiamo caso che ci sia il ritiro di Eddie. No. Le Ferrari sono più forti, però ci sta. Purtroppo ci sta. Purtroppo anche con il ritiro di Eddie, noi secondi non vinciamo il mondiale. Noi comunque in ogni caso dobbiamo vincere. Solo la vittoria ci può dare una minima speranza di titolo irridato. Qua ho fatto un passaggio strepitoso. Dai, Schumi. In realtà aiuto però Irvine così. Ma porca miseria. Fuori, attenzione, foratura per Tora, Takagi.
Ok, Schumi per fortuna non ha subito danni o robe. Sempre secondo, perfetto, dai. Contato c'è stato, ma non è lotta per il mondiale, anzi, se Schumi perde posizioni su Irvine per me che è peggio, quindi in realtà non ne guadagno niente, anzi. Poi dopo quello che mi ha fatto Fisichella nell'ultima gara, lasciamo perdere, ho perso punti importanti per questo cazzo di mondiale. Ma lasciamo perdere. Irvine sempre quarto, Irvine in carrozza per il momento. Che ha già firmato per Jaguar e vuole arrivare da campione del mondo. Tensione altissima. Faccio veramente fatica a commentare perché sto pensando a tutto quello che abbiamo buttato via. Bastava arrivare anche con qualche punticino in più. Invece purtroppo serve forse può arrivare sesto Irvine. Allora parità di punti forse vinco per più gare, per più vittorie. Però è quarto, tranquillissimo. Ci vuole l'errore di Eddie. Siamo a metà gara praticamente. Tutto il mondo vuole il Kume campione. E Frenzen. Dai, come spacca tutto, come no la macchina però. Vogliamo la yellow flag decisiva, la yellow flag decisiva. Mamma mia, le dura, le dura. Dai, come devi pompare a nastro, come pompa a nastro, come. È bello come chiudere con una vittoria, sarebbe bellissimo. Niente da fare. Irvine non si schioda dalla quarta position. Yellow flag, ma lontano. La mitica Jordan Mugen. Dai, Eddie, foratura per Eddie, dai. Tutto il mondo sogna la foratura di Eddie, senza conseguenze per il pilota, ovviamente. Sta chiudendo anche la season 1900.
99. Altro giro completato da Frentzen, che è lì per vincere il titolo, ma no. Mamma mia, che rischio. Schumi sempre le calcagna per avere 1,4 secondi di vantaggio, che non è poco. Allora, ma la Jordan qua è veramente forte, eh? Sono Eddie Irvine. Anch'io amo camminare in una valle verde. Dai Eddie, ma cosa stai a fare ancora in gara? Ritirati e vai a donne, dai Eddie. Brutto errore qua. Schumi recupera molto terreno. Ah. Uno e uno di vantaggio. Scusate per il poco commento, ma ripeto, mi sto giocando alla seconda stagione con la Jordan Mugen in mondiale piloti. Johnny Herbert alla velocità di punta. Il mitico Johnny. Ok, altro giro completato. 5 laps remaining. Ocio. Niente, non vediamo la yellow flag dei sogni. Purtroppo non si vede. Comunque stagione senza pioggia praticamente, è incredibile.
2-2, stiamo comunque guadagnando su Michael. Che beffa, perdiamo il mondiale per pochi punti, eh. Sempre quarto. Niente da fare, ragazzi, niente da fare. Ripeto, commento poco perché qua dobbiamo solamente stare tutti concentrati e, se possibile, gufare. Gufiamo contro il buon Eddie, contro il fantasmagorico. Non ci credo, invece sbaglio io. Non ci credo. Doppio errore. Buttato via tutto. Mi supera anche Eddie. Incredibile. Incredibile. Basta mezzo errore e sei fuori da tutto. Ho qualche problema. Lungo, lungo, lungo. Mamma mia, certa di culo, è andato drive-thru. E incredibilmente Aki nel primo. Shumi non vince neanche la gara, pazzesco. Ho qualche problema però, Ho qualche problema. Secondo me questa macchina, quando le gomme cominciano l'usura, fa una difficoltà immensa. Pensa quando faremo più giri. Eccolo, sì sì. Problemi, problemi. Macchina andata, macchina andata. Ho perso la lettone anche. Aspetta. Incredibile. Buttato via anche il secondo posto. Ma perché sta roba? Oi! Perso anche la lettone anteriore, cioè. La macchina non riusciva... La macchina non riusciva ad andare di nuovo in prima marcia. Proviamo i box a sto punto. È finita proprio... Era vittoria sicura. Buttiamo via tutto. Non se abbiamo capito la sosta ai box. Sembra il commesso vedere il Rivani ritirato. Gara veramente balorda. C'era la vittoria sicura, pazzesco. It's incredible. No, ma no, non la tengo, ragazzi. Non la tengo, raga. Vediamo la sosta. iBox. Vediamo se ho capito come si fa quanto bene. Ok. Okay, no pressure.
Just prepare yourself for the first gear. First gear. Qual è la first gear? Perché non va? Porca miseria. Bella raga, andiamo a vedere la classifica finale con un Eddie Irvine incredibilmente campione del mondo con 80 punti, 6 lunghezze su Hakkinen, Veneziano, Frentzen chiudono terzi, quindi scontrattone obeso. Coulthard 42 quarto, campione del mondo in carica. Schumi nonostante il ritiro buon 34 punti, Sara 19, Fisichella 18, Ralf Schumacher 18, Demone 13, Zanardi 12, Barrichello 12, Furz 10, Villeneuve 6, Alesi 5, Herbert 5, Diniz 1, Della Rosa 1. Quindi gran mondiale comunque, fino alla fine costruttori vince la Ferrari 133, 116 McLaren, 80 Jordan Mugen, 28 Benetton, 22 Williams, 7 Stewart, 7 Bar, 6 Sauber, 1 Harrows. Le vittorie totali ragazzi, veneziano in testa con Frentzen ovviamente ed Eddie Irvine, ma campionato molto combattuto, infatti si vede anche nelle vittorie di squadra, Ferrari 6, Jordan 5, McLaren 5. Pole totali domina Schumi nonostante il ritiro e c'è l'infortunio, poi tutti a 2, Villeneuve a 1, incredibile mondiale, Ferrari 11 pole, 13 ok, McLaren 2, Jordan 2, Bar 1. Chiudiamo 16 gare ovviamente, 5 vittorie, non male. 2 pole, un po' sotto la media, 7 podi, 5 ritiri, top 3 raggiunta. Nella stagione 2000 ragazzi l'obiettivo sarà, abbiamo un contratto di 2 anni, dobbiamo vincere un piloti e 2 costruttori, se al primo anno perdiamo i costruttori siamo licenziati, la squadra è la Ferrari e si gode chiaramente con Michael Schumacher. Se al primo anno perdiamo il titolo costruttori, quindi già finisce l'obiettivo, siamo licenziati. Quindi sarà durissima, ma ce la possiamo fare. E saranno anche più lunghe le gare, raga. Adesso non so se 50% perché devo capire sta cazzo di sosta ai box che mi ha fatto schizzare in Aramaico antico. Farò delle prove, però vediamo. La storia dice Coulthard, Irvine, McLaren, Ferrari. Vittorie totali in questo momento veneziano è al comando con Coulthard. Invece la McLaren domina sulla Ferrari con 4 vittorie. Pole totali ancora Coulthard, veneziano a -1, quindi veneziano comunque non ha vinto i mondiali ma sta veramente martellando bene, e le pole vince di poco la McLaren. Come gare totali 34 gare, 8 vittorie, 7 pole, 15 podi, molto bene, la metà quasi, però anche 12 ritiri, devo migliorare nei ritiri. Raga, stagione 2000 con la Ferrari, se porto a casa l'obiettivo posso opzionare altri 3 anni, quindi fino al 2004, fino al dominio finale di Schumacher. Ma dopo chiaramente decido io, staremo a vedere. Ma vincere 2 costruttori e un pilota su GP4 in 2 anni è impresa per pochi. Ciao!